Allora, è stata un'idea nata tramite 4 amici, io e altri 3, e è nata praticamente così per caso. Abbiamo detto la sera, pur di fare qualcosa, vediamo di trovare appunto uno svago che ci dia anche la possibilità di stare insieme e di conoscere anche persone nuove. E quindi l'idea è nata appunto quella di iscriverci a un corso di ballo. Abbiamo frequentato altre scuole, ma alla fine abbiamo scelto Chi se baila perché era l'unica scuola che ci dava la possibilità di effettuare sia salsa che bachata divisa in 2 giorni a settimana più un giorno di ripasso offerto appunto dalla scuola stessa. Di bello ho trovato il gruppo innanzitutto, che è molto unito, con il quale appunto ho avuto la possibilità di conoscere anche persone nuove, con le quali appunto esco anche a ballare il venerdì, il sabato e la domenica. E in più ho trovato appunto una scuola dove i maestri stessi hanno molta pazienza di insegnare appunto anche a chi come me non ha mai avuto nessunissima esperienza di ballo prima d'ora. Il metodo di insegnamento mi piace molto la pazienza, la pratica, la costanza, la perseveranza che comunque hanno anche i maestri stessi nell'insegnare e nel dare la possibilità proprio anche a chi come me ha avuto anche all'inizio quelle difficoltà di imparare. La serata settimanale dedicata agli allievi ci dà la possibilità di mettere in pratica quello che durante l'addestramento e l'allenamento appunto si cerca di imparare, quindi ci fa assimilare bene quelli che sono i concetti, le mosse stesse, le tecniche di ballo, e quindi ci dà la possibilità di assimilare tutti i concetti che nelle varie serate appunto si insegnano e si apprendono. Consiglierei questa scuola perché è una scuola che mi ha dato la possibilità di sviluppare una tecnica di ballo e di imparare a ballare quando fino ad ora non avrei mai immaginato di riuscire a farlo, e quindi se ci sono riuscito io penso veramente possono riuscirci tutti, è vero senso della parola. Diciamo che è la forza del gruppo, secondo me, è quello che comunque aiuta anche ad andare avanti, il fatto che comunque si fanno delle uscite anche serali il venerdì e il sabato assieme alla scuola, agli allenatori e ai maestri, quindi ci dà la possibilità comunque anche di far nascere un'amicizia anche all'interno di una persona stessa, quindi veramente ci impegna veramente il nostro tempo al meglio e divertendoci soprattutto.